Ciao, sono Filippo Silvestri e sono laureato in ingegneria per l'ambiente e il territorio, ho 27 anni e quando Bortolussi mi ha chiesto di candidarmi per queste tornate elettorali delle regionali ho accolto quella proposta molto volentieri per due motivi. Il primo, c'è più bisogno di giovani in politica, bisogna riaprire lo spazio delle nuove generazioni, c'è bisogno di futuro. Il secondo motivo è perché vengo da una provincia molto piccola e spesso trascurata nella dinamica del Veneto. Credo che per i Polesine questa sia una grande occasione di ritornare a dire la propria nella nostra regione. Evento di primavera è il titolo della nostra campagna per queste regionali. È una scelta non casuale, vogliamo che la primavera ritorni a soffiare nella nostra regione. Abbiamo bisogno di riaprire nuovi orizzonti per la nostra generazione. Le nostre proposte sono semplici e facilmente attuabili. Ne prendo una per esempio che è quella della Carta Giovani, che è attuata in tantissime realtà italiane. Prendiamo ad esempio la Puglia e il Lazio. Consentirà a tutti i giovani di poter accedere a tutti i servizi culturali a prezzi inferiori, poter acquistare i CD originali a prezzi inferiori, potrà consentire di viaggiare liberamente e accedere a tutti i servizi degli ostelli della gioventù a prezzi agevolati.